Ciao ragazzi! Oggi siamo a cavallo tra la Val d'Ampezzo e l'Alta Val Badia per compiere un percorso ad anello che passerà per il rifugio Lagazzuoi, raggiungerà la facile cima del Lagazzuoi piccolo e percorrerà poi la panoramica cresta dello Spinarak. Il nostro punto di partenza e arrivo è il parcheggio a valle della funivia che dal passo Falzarego sale al rifugio Lagazzuoi. Lasciata la macchina, ci incamminiamo quindi in direzione dell'ampio vallone detritico, già avvistando quella che sarà la prima tappa del nostro itinerario. Salendo, la vista si fa sempre più ampia e il vallone non esita a presentarci le sue fioriture di inizio estate, specialmente queste, i molti mazzetti di botton d'oro che sembrano rilasciare nell'aria un profumo quasi di miele. Probabilmente apprezzato anche da loro. Aggirata Punta Berrino e superata sia Forcella Travenanzes che Forcella Lagazzuoi, il panorama è ormai quasi completo. In tutta la loro maestosità si vedono i gruppi delle Tofane, del Fanis, delle Conturines e anche lo Spinarak, sul quale saliremo tra un po', ma non prima di aver fatto tappa alla nostra prima meta, per un caffè con vista. Dopo la breve pausa, ci rimettiamo in cammino per superare il piccolo rilievo appena dietro il rifugio Lagazzuoi e raggiungere in breve tempo la cima del Lagazzuoi piccolo. Una breve sosta anche qui e cominciamo quindi la discesa lungo la cresta dello Spinarak. La primissima parte di questa discesa si sviluppa lungo quello che è il tratto finale del sentiero attrezzato dei Kaiserjäger. Dopo i pochi minuti e i molti incroci lungo questo breve tratto, non scorgiamo più nessuno e proseguiamo su sentiero o placche inclinate coperte da detriti instabili, facendo attenzione in alcuni passaggi un po' friabili e in discreta esposizione. Il percorso offre viste meravigliose, sia verso il vallone del Lagazzuoi e tutto il gruppo del Fanis, che verso le vicine Conturines e l'Alta Val Badia, con i suoi gruppi del Sella e del Puez bene in vista. Su qualche forcella lungo il percorso scorgiamo nuovamente anche il passo di Valparola e il Sasso di Stria. Un brevissimo tratto attrezzato e poi la sfida sarà quella di mantenere quella traccia che in alcuni tratti sembrerà scomparire quasi completamente, ma che in qualche modo di volta in volta recupereremo fino a riportarci sul più comodo sentiero che ci ricondurrà in breve tempo a Forcella Travenanzes e da lì nuovamente giù al parcheggio di Passo Falzarego. Ragazzi, speriamo che anche questo video vi sia piaciuto.
Se sì, magari metteteci un mi piace e iscrivetevi al nostro canale se non lo siete già. Noi vi diamo ora appuntamento al nostro prossimo video con noi. Ciao, buona montagna!